Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. È pronto! È così che urlo ai miei figli, la sera quando devo riunirli intorno al nostro tavolone. Pronto! Cosa si mangia quest'oggi, Francesco? Dai, ci sarà qualcosa di buono, ne sono certo, perché in fondo è tutto un magna magna. Un saluto da Sammy Varin agli ascoltatori usuali del mercoledì dopo le ore 12, ma anche agli amici domenicali intorno alle 12:30. Gli appuntamenti da non scordare in giro per l'Italia con feste, sagre, dove ancora ci si diverte in maniera genuina, senza migliaia di persone in coda, senza arrivano da tutta Italia. No, 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 roba piccolina, roba locale, dove ci sono centinaia di persone, sì, di quel paese e magari di quello limitrofo. Proprio per questo, ciò che vi dico rappresenta un piccolo tesoro dei territori che voglio farvi scoprire, soprattutto per voi che magari ancora insoddisfatti della pausa pasquale, volete farvi un weekendino fuori dalle scatole, perché la scusa è quella di visitare la festa alla Sagra e poi, già che ci siamo, magari ci fermiamo a dormire e a visitare la zona. E allora vai, io parto subito con la Sagra dell'asparago. Asparago mica qualunque, asparago verde IGP. Siamo a Canino, provincia di Viterbo. C'è tempo, ma mica tanto, 17, 18, 19 aprile, la possibilità di prenotare il vostro stand. Sì, se avete buoni prodotti del territorio da portare avanti, contattate gli organizzatori della Sagra dell'asparago verde IGP di Canino, in provincia di Viterbo, 17, 18, 19 di aprile. Dove andiamo? Andiamo a Norchia, siamo sempre lì in zona, i tesori di Norchia, lo sapevate? Norchia è la piccola Petra d'Italia, sempre in provincia di Viterbo. La prossima domenica 12 aprile escursione tra le rovine della città perduta di Norchia, uno dei più avventurosi e adrenalinici siti etruschi della Tuscia, un mondo giurassico nascosto tra i profondi canyon dei torrenti Biedano, Pile e Acqua Alta, dove si trovano i resti di antiche civiltà che si sono susseguite dalla tarda preistoria al Medioevo. Escursione adatta a chi ha spirito di avventuro e passo sicuro su sentieri sconnessi. Io faccio a meno, d'accordo, però se siete sportivi, domenica 12 aprile, Tesori di Norchia, la piccola Petra d'Italia. Trovate tutto questo su internet, ragazzi miei, non me lo sto inventando, cercate su Google, vi salta fuori. Altro appuntamento interessante, wow, festa dei Bisi de Pozzolo, lo sapevo che mi vado a cacciare nei casini, dove si trova dei Bisi de Pozzolo, già lì, via Costabella 3, Pozzolo di Villaga. Ok, sto cercando, disperatamente aiutatemi. Dove? Vicenza, ok, ci sono arrivato. Festa dei Bisi de Pozzolo, via Costabella 3, Pozzolo di Villaga, provincia di Vicenza. L'associazione Oliveto vi comunica le date di queste 3 serate piene di musica, buon cibo e tanta compagnia. 15, 16, 17 maggio, quindi c'è tempo. Restate connessi per non perdervi nulla. Trovate tutto su Facebook, Festa dei Bisi de Pozzolo 2026 a Villaga, Vicenza. Io vi metto sul tavolo le cosine, poi dovete approfondire, ragazzi, portare la moglie o i figli in un posto del genere è avventuroso, ma siete sicuri che non si annoiano? Assolutamente. Andiamo in provincia di Cuneo, Roaschia in fiore, un pranzo speciale all'insegna del miele con aperitivo. Dove, quando? Domenica 10 maggio vi aspettiamo a Roaschia, una giornata ricca di attività e un menù
speciale a base di miele. Se il miele non ti piace, ci sono le alternative. Tutto quanto lo trovate facilmente su internet. Roaschia in fiore, la festa di primavera, prima edizione, domenica 10 maggio. Siamo in provincia di Cuneo. 1° maggio, 21ª sagra, attenzione, degli gnocchi al sugo di pecora. Sacri gnocchi al sugo di pecora, ragazzi. Mamma, ma dove li trovate ste cose, ragazzi? Questo è oro colato al santuario della Madonna del Campo Vigo nel Lazio, provincia di Frosinone. Alle 10:30 la Santa Messa. Andate tutti, mi raccomando, ma alle 12:30 inizia la sagra. Che cacchio! Pecora alla brace, salsicce, frittate, fave, pecorino, dolci e vino locali. Il comitato ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare alla manifestazione. Direi che meglio di così. 21ª sagra degli gnocchi al sugo di pecora. Ragazzi, scappate di casa per un weekend. Siamo al 1° maggio a Vico nel Lazio, in provincia di Frosinone. Finalmente un po' più in zona, dal 30 aprile al 3 maggio a Lissone, villaggio in rosa, Lissone, Monza Brianza, Chia du Pas, la piazza si colora di rosa con gusti itineranti, intrattenimento musicale e tante sorprese. Potrete trovare area food con ampia scelta di cucine nazionali e internazionali, area beverage, area bimbi, stand di hobbisti, vinili, vintage. Si parte il 30 aprile, giovedì alle ore 21 con l'omaggio a Ligabue con Luca Carros e Bambola in Barracuda e poi si va avanti, ragazzi miei, fino al 3 maggio. Siamo a Lissone, Monza Brianza. E questa è una cosa... vabbè. Se bisogna farla la facciamo. Senti, io sono... mi spiace, ecco, per lui, però... Festa del caciocavallo impiccato. Sono cose che succedono. Cosa abbia fatto questo caciocavallo per essere impiccato? Con lui c'è anche la pizza fritta, sappiatelo. 1, 2 e 3 maggio. Dove siamo? Siamo a Sant'Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino, ok? La festa della pizza fritta e del caciocavallo impiccato. Voi direte, questo sta sparando cacchiate, vi assicuro, è tutto vero. Frazione Sant'Eustachio di Montoro, Avellino, è un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi, assaporare la buona cucina. È il momento di soddisfare le vostre papille gustative con la croccante e deliziosa pizza fritta e del caciocavallo impiccato. La pizza fritta e il caciocavallo impiccato rappresentano due icone dello street food meridionale. La prima è un impasto fritto, mentre il secondo è un formaggio fuso sulla brace colato su pane di pizza. Gulp. Oltre alla pizza fritta e al caciocavallo impiccato troverete diverse offerte culinarie come i panini con diversi condimenti e per finire in dolcezza delle fantastiche zeppole fritte. Bene, ok, ma ci sono anche spettacoli dal vivo, musica coinvolgente, roba bella, divertente. Sto guardando che altre cose, il melanzane sott'olio, caciocavallo impiccato con salsa di tartufo nero, ma oppure ci sono i pesti di pomodorini secchi e peperoncino. Vabbè, capito che è una roba assolutamente dietetica dal 1 al 3 maggio presso il Parco del Sole, frazione Sant'Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino. Lo so, bisogna far fatica, ma queste cose poi provate cose mai provate. Grumello Cremonese, 11 e 12 aprile, la fiera di primavera, un po' più vicino, per fortuna. Dove andiamo? Andiamo a un'altra grande festa di primavera, domenica 19 aprile dalle 16 alle 19, animazione, giochi, musica, zucchero filato, spettacoli di magia, trucca bimbi. Dove siamo? Questa è la cosa importante, mi sono completamente perso. Parco Villa Lazzaroni, qui siamo a Roma, via Appia Nuova, Roma, domenica 19 aprile, grande festa di primavera.
Varzi, siamo in provincia di Pavia, le Chie du Pas, uno dei borghi più belli d'Italia. Varzi, immerso nelle verdi colline dell'Oltrepo pavese, la fiera più attesa dell'anno, un'intera giornata tra sapori autentici, tradizioni, atmosfere uniche, tutte da vivere. Varzi in fiera, venerdì 1° maggio, festa nell'antico borgo, degustare prodotti tipici, ascoltare musiche tradizionali, incontrare animali, conoscere il territorio. Bello, bello. Trovate tutto in internet, Varzi in fiera, venerdì 1° maggio. Festa del carciofo alla matticella. Ok, di cosa stai parlando, Sammy? L'unica originale inimitabile, siamo a Velletri, nell'Interland di Roma, di carciofi se ne parla tanto, ma di festa del carciofo alla matricella ce n'è una sola. E lo sapevate voi, io no. Diffidate dalle imitazioni, dalle fotocopie. La tradizione vera abita qui. 18-19 aprile torniamo a celebrare il re della nostra tavola con la ricetta che ci appartiene da sempre. Se non è alla maticella e se non è a Piazza Cairoli è solo un tentativo di copiarci. Sappiatelo. Sabato 18 e domenica 19 aprile, Piazza Cairoli, il cuore del gusto, piazza del comune, cottura. Cosa vi aspetta? Il vero carciofo alla matricella, cucinato secondo la tradizione velletrana. Stand enogastronomici con i prodotti d'eccellenza del nostro territorio a base di carciofo, carne alla brace e il mitico cartoccio di carciofi fritti. Questa roba interessante. Musica, folklore e l'orgoglio di far parte della prima e storica festa dedicata a questa prelibatezza. Non accontentatevi di una copia quando potete avere l'originale. Ragazzi, oro colato. 18 e 19 aprile, solo quel weekend, sabato e domenica, Velletri, siamo in provincia di Roma, Piazza Cairoli. Ci sto facendo un pensierino e lo so, bisogna fare tanta strada, però ragazzi, queste sono le vere feste, le vere sagre, dove si scopre ancora il territorio, mica andare in quei posti con milioni di persone. Villa Rosnati a Piano Gentile, Senchia du Pas, provincia di Como. Villa Rosnati, 11 e 12 aprile, proprio questo weekend, città di Appiano Gentile, la mostra zootecnica, ok? Segnate giù. Trovate tutto quanto su internet, troverete animali della fattoria, bancarelle con prodotti tipici, laboratorio per bambini e tante altre sorprese con la porchetta cotta alla brace di sabato sera. 11-12 aprile, Parco Villa Rosnati, a Piano Gentile, provincia di Como, a 2 passi anche da Varese. La primavera al castello, signori, eccola qua. Dove siamo? Domenica 19 aprile, Parco del Castello Cavour, Santena, provincia di Torino, dalle 9 alle 19, ingresso gratuito. Primavera al castello, domenica 19 di aprile. Il primo mercato oltre collina, il progetto del distretto del cibo chierese carmagnolese dedicato alle eccellenze agricole del territorio, entrata libera. La presentazione del libro Oltre quella porta e anche del giardiniere rilassato, che è quindi roba che riguarda certamente la primavera, ma anche il castello. Avanti con la Betlemme della Lega, ragazzi, Cassano Magnago in provincia di Varese. Se avete voglia di mangiare cose buone ma non avete nessuna voglia di alzare il culo dal divano, 17, 18, 19 aprile, Sud in Food, il Sud in piazza presso l'area FES di via 1° maggio a Cassano Magnago in provincia di Varese.
Sapori di primavera in Val Taleggio, signore e signori, 19 aprile a Pizzino di Taleggio, in provincia di Bergamo. Torna la domenica rigenerante tra aria pulita, panorami, sapori autentici, degustazioni di formaggi tipici, taleggio e strachitun, piatti caldi della tradizione bergamasca. Ok, vabbè, non vi dico niente di più, vi devo dire tutto. Domenica 19 aprile, Pizzino di Taleggio, provincia di Bergamo. Cercate su internet il Palio di Legnano, che cavolo, dal 10 al 12 aprile, La storia tra le righe, un festival di letteratura storica. Se amate il genere, poi proprio a Legnano, festival di letteratura storica, La storia tra le righe. Ti aspettiamo a Villa Giucher al Castello di Legnano dal 10 al 12 aprile. Gli eventi sono tutti gratuiti, ma i posti sono limitati. Trovate tutto facilmente anche soltanto su Facebook. Nel cuore del Parco del Ticino, il vino si vive meglio, così scrivono. A Turbivino, ragazzi, Turbivino non l'avevo mai sentito, siamo a Turbigo in provincia di Milano. 25, 26, 27 aprile trovi produttori selezionati da tutta Italia, degustazioni, food area, masterclass in una cornice che rende l'esperienza ancora più piacevole. Non solo una fiera, ma un weekend da vivere tra calici, territorio e aria di primavera. Vino e natura da Turbivino, il festival sul Ticino aperto a tutti gli amanti del vino. 25, 26, 27 aprile a Turbigo, in provincia di Milano. Andiamo a Casale Monferrato, il 12 aprile torna il mercatino dell'antiquariato di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, ma raggiungibilissimo anche da Milano. Alzate il culo, circa 300 espositori, migliaia di visitatori da tutto il nord Italia e dall'Europa, oltre 40 anni di storia. Domenica 12 aprile il mercato Pavia si riempie di antiquariato, vintage, collezionismo e design del Novecento. Aprile a Casale Monferrato è un mese speciale. La primavera, gli eventi, l'atmosfera di una città che per gli appassionati diventa una tappa imprescindibile. Se c'è anche bel tempo, è la fine del mondo. 12 aprile, mercatino dell'antiquariato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. I rigattieri del Garda. Allora, questo è un posticino. Se dovete fare un regalo importante al vostro lui, alla vostra lei, e non c'è mica da fidarsi a fargli un regalo e scegliere così a caso, perché sicuramente ti farà il sorrisetto, ma poi alla fine non gli va bene. Ragazzi, questo weekend, sabato 11 aprile, dalle 10 alle 18 con orario continuato, ci sono i rigattieri del Garda in via Marconi 7 ad Affi, provincia di Verona. Chiaramente siamo sul lago, zona bellissima. Sabato 11 aprile dalle 10 alle 18, una giornata vintage di lusso. Borse firmate, accessori, foulard, bigiotteria e argenti, in collaborazione con il negozio Anna Vintage di Verona. Gucci, Louis Vuitton, Prada, Hermès, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Max Mara, Dior. Beh, tutto all'aperto, una giornata dedicata al vintage di lusso. Portate il vostro lui, la vostra lei, e il regalo lo scegliamo dal vivo. Rigattieri del Garda, via Marconi 7, Affi, Verona, sabato 11 aprile dalle 10 alle 18. Signori, con questo penso di avervi detto l'impossibile. Se non avete preso qualche appunto, tranquilli, io vado in replica certamente, facilmente, la domenica alle 12:30. Grazie a Francesco per la pazienza, ma ricordate, alla fine è proprio così, è tutto un magna magna. Avete ascoltato È tutto un